Noi oggi abbiamo il dovere di far ripartire la scuola. Ci abbiamo detto, ma è impossibile fare gli esami in presenza. E li abbiamo fatti tutti. Sembrava impossibile e li abbiamo fatti. L'estate, no, sembra impossibile. Abbiamo avuto 7.500 scuole che hanno condiviso con loro delle esperienze. Abbiamo il 1° settembre, non ci si arriverà mai. Siamo già oltre il 1° settembre. E il 13 avremo con noi i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Il ministro dell'istruzione Bianchi, ospite al Festival dell'Innovazione Scolastica in scena in questi giorni a Valdobbiadene, spazza via ogni polemica legata al rientro in classe in presenza degli studenti che più di altri hanno pagato il prezzo della pandemia. Una scuola che riparte dal Green Pass, obbligatorio per docenti e personale ATA, e all'università anche per gli studenti, ancora però con alcune incognite legate soprattutto al controllo della certificazione verde. La prova del 9, dice la CGIL, sarà dal 13 settembre. La difficoltà della procedura dei controlli, perché che il dirigente coadiuvato da collaboratori scolastici a verificare il Green Pass tutti i giorni senza applicativo o comunque con le difficoltà dell'applicativo non sarà semplice. E già alcuni lavoratori del mondo della scuola hanno espresso al sindacato la loro contrarietà all'obbligo di Green Pass. Ci hanno chiesto supporto, adesso vedremo anche se interverranno provvedimenti di sospensione. Sarà giusto ovviamente valutare anche a livello di normativa che tipo di interventi a tutela individuale poter fare o collettiva nei confronti anche di questi personali che sono sempre lavoratori.